Buongiorno, i titoli di Sicilia 24. A Catania misterioso agguato a un bus della MTS e tragedia sfiorata. 2 vetri del mezzo sono andati contemporaneamente in frantumi. Tra le ipotesi un proiettile vagante contro il Librino Express. Alla Vuciria di Palermo ancora una notte violenta. Calci e pugni alla polizia municipale, 4 giovani denunciati per rissa. Maltempo, l'inverno è arrivato anche in Sicilia, nave cargo si è spiaggiata nel Messinese, a Palermo alberi sradicati dal forte vento, parchi e cimiteri comunali chiusi per il rischio crolli. A Catania sull'Etna salvati 2 escursionisti bloccati a quota 2000 dalla tormenta. A Catania ultima domenica di novembre tra passeggiate in centro e shopping. In molti pensano già ai regali di Natale approfittando delle ultime ore di sconto del Black Friday. Calcio in Serie B, Palermo in campo al Liberty contro la Ternana, Corini perde anche Insigne, in avanti Tridente con Di Mariano, Brunori e Valente. In Lega Pro il Catania sfida il Giuliano in trasferta, Lucarelli punta alla continuità, perde ancora il Messina, giallorossi sconfitti alla San Filippo dalla capolista Juve Stabia e la 5ª sconfitta consecutiva. Buongiorno e buona domenica. Giallo su quanto accaduto su un bus della MTS di Catania dove si è sfiorata la tragedia. 2 vetri del mezzo sono andati contemporaneamente in frantumi. Tra le ipotesi un proiettile vagante che abbia raggiunto il Librino Express. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Stavolta a Catania ad essere preso di mira non è stato un autista della MTS, ma direttamente un autobus, un caso che ha tutte le caratteristiche di un giallo. Il Librino Express sta procedendo su viale Moncada. D'un colpo l'autista e per fortuna i pochi passeggeri assistono all'infrangersi contemporaneamente dei 2 vetri al centro del mezzo. Li vediamo in queste foto. Cos'è accaduto? Difficile stabilirlo. Sullo strano episodio stanno indagando i carabinieri. Di certo c'è che si è sfiorata la tragedia. Diverse le ipotesi, tutte al vaglio degli investigatori. Qualcuno stava sparando e un proiettile vagante ha colpito per errore il bus della MTS? Dai primissimi rilievi effettuati sul posto sembra non siano state trovate ogive. E allora, possibile che contemporaneamente 2 vetri, l'uno di fronte all'altro, vadano in frantumi? Qualcuno ha lanciato una pietra? Oppure è stata usata una balestra? Gli effetti sarebbero simili a quelli provocati da un proiettile. Una storia inquietante. Chi è stato a provocare questi danni e per quale motivo? Le indagini e i rilievi proseguono anche nell'autorimessa dei bus. Autisti e passeggeri sono rimasti illesi e raccontano di aver sentito solo il rumore dei vetri rotti. Si spera non ci sia un piano preordinato. In poco più di un mese 3 gli episodi di aggressioni agli autisti alla MTS. Annesima un uomo in scooter ha inseguito e minacciato con una pistola il conducente. In via Cristoforo Colombo l'aggressore per le sue minacce ha utilizzato un coltello. Altro episodio in via Aurora dove l'autista è stato schiaffeggiato dopo un diverbio con un centauro. Episodi di cui si è discusso recentemente anche in prefettura durante un comitato per l'ordine e la sicurezza. Attualmente sono 15 vigilantes dislocati in alcune aree di sosta. C'è poi il sistema di videosorveglianza in alcuni mezzi e si lavora a un collegamento più efficace tra la centrale della MTS e quella delle forze dell'ordine. Alla Vuciria di Palermo ancora una notte violenta, calci e pugni alla polizia municipale, 4 giovani denunciati per rissa. Marco Gullà. Ancora movida violenta a Palermo, 2 agenti della polizia municipale sono stati aggrediti in via dei Chiavettieri. I 2 poliziotti sono stati inviati dalla sala operativa per un controllo nella zona dove fino a tarda notte si riuniscono decine di giovani. Una volta arrivati non hanno avuto neppure il tempo di scendere dall'auto che uno è stato colpito con una bottiglia in faccia. Poi sono stati presi a calci e pugni da un gruppo di giovani. Non appena sono stati chiamati i rinforzi, tutti sono fuggiti via. Sono in corso le indagini per risalire agli aggressori. Non è più tollerabile che i colleghi siano vittime di aggressioni, dice Nicola Scaglione, segretario provinciale CSA Cisal. In questo clima non è possibile inviare una sola pattuglia in queste zone calde, soprattutto di notte. Chiederemo iniziative a tutela degli agenti in servizio e misure per contrastare questi episodi che ormai si ripetono con troppa frequenza. I 2 agenti sono stati portati in ospedale. La prognosi è di 10 giorni, episodi su episodi, dalle risse a Sferacavallo a quella di Piazza Sant'Anna. Un atto gravissimo, dice invece Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione.
Ennesimo attacco di violenza in circoscrizione, questa volta è toccato alla Polizia Municipale, a cui va sicuramente la mia solidarietà per il loro servizio che svolgono regolarmente. È chiaro che è arrivato il momento che il sindaco accetti e ammetta che è necessario che la prefettura intervenga. Ci vogliono più uomini in centro storico, così per come in tutta la città di Palermo le forze dell'ordine riprendano il territorio e assicurano il controllo ai cittadini. E al commissariato di polizia proprio di Palermo molti gli automobilisti che hanno denunciato furti all'interno delle proprie auto. Uno di loro ha avuto rotto il finestrino 7 volte in via Parrocchia dei Tartari. La scorsa notte, sempre nella stessa zona, hanno rotto il vetro dell'auto una coppia di turisti francesi e rubato la carta di circolazione. Parliamo del maltempo, vento e infatti anche temperature rigide stanno caratterizzando questo weekend in tutta la Sicilia. Una nave cargo si è spiaggiata sulla costa tirrenica del Messinese e a Palermo per il forte vento sono stati sradicati tanti alberi. Francesco Triolo. La pioggia, ma soprattutto il vento che in queste ore ha sferzato la Sicilia, hanno causato diversi disagi e danni in tutta l'isola. Raffiche da 90 km/h e mare molto mosso. Sulla costa tirrenica messinese una nave cargo della ex Tirrenia, la Beniamino Carnevale, si è spiaggiata all'altezza di Rometta. L'imbarcazione era agganciata ad un rimorchiatore che avrebbe dovuto portarla fino in Turchia quando si è sganciata al largo di Stromboli a causa del forte maltempo che da ieri imperversa sul Tirreno. Così la Carnevale si è staccata facendola finire alla deriva. Il rimorchiatore è rimasto a Stromboli per le riparazioni, mentre la Guardia Costiera di Milazzo dovrà intervenire per metterla in sicurezza. Mareggiate si segnalano su tutta la costa tirrenica, situazione problematica anche per i trasporti ferroviari. Ieri pomeriggio Rete Ferroviaria Italiana ha interrotto la linea Messina-Catania-Siracusa per danni provocati dal maltempo nel tratto compreso tra Fiumefreddo e Taormina, con ritardi e disagi per i viaggiatori lungo tutta la costa ionica della Sicilia. Vento forte anche a Palermo, dove sono stati diversi gli alberi caduti a causa delle raffiche oltre 50 km/h. Tragedia sfiorata nel centro sportivo del Palermo Calcio a Torretta, dove il vento ha divelto la palestra e gli spogliatoi proprio dopo che i rosanero avevano effettuato la seduta di rifinitura. Vediamo com'è andata a Catania. La situazione: cimitero, parchi e giardini pubblici sono stati chiusi per gli alberi caduti o pericolanti. È una giornata all'insegna del freddo intenso che continuerà anche nei prossimi giorni. Adelaide Barbagallo. Niente passeggiate alla Villa Bellini di Catania. Lo storico giardino è chiuso, così come gli altri parchi e il cimitero, per l'ordinanza del sindaco Enrico Trantino. Una decisione assunta per le forti raffiche di vento che hanno provocato la caduta di diversi alberi. Tanti sono venuti giù lungo i viali del Camposanto, altri hanno rami che rischiano di spezzarsi. Temperature in picchiata ed Etna innevato. 2 giovani escursionisti sono stati raggiunti dai soccorritori nella zona di Montenero, a circa 2000 metri, mentre imperversava una forte nevicata. Sono stati trovati coscienti ma in uno stato di forte ipotermia. Neve anche a bassa quota. Eccola scendere a Randazzo, comune a 765 metri di altitudine. Suggestivi i fiocchi illuminati dai lampioni. La Sicilia continuerà a battere i denti anche nei prossimi giorni. Le temperature continueranno ad essere al di sotto della media stagionale. Le massime non supereranno i 15-16 gradi, con un calo rispetto al periodo di circa 4 gradi. Un pescatore è stato soccorso e salvato a Pantelleria dalla Guardia Costiera del Comando Provinciale di Trapani. In mattinata la segnalazione di un uomo finito in acqua davanti al faro di Punta Spadillo. È intervenuta la motovedetta in servizio nell'isola che, nonostante le proibitive condizioni meteo marine, con onde alte fino a 4 metri, è arrivata in zona e ha recuperato l'uomo. Breve pausa, torniamo con altri servizi. A Catania, ultima domenica di novembre, tra passeggiate in centro e shopping, molti alla ricerca dei regali di Natale, approfittando delle ultime ore di sconti del Black Friday. Emanuela Corse. A Catania via dello shopping prese d'assalto nonostante il crollo delle temperature per fare gli ultimi acquisti, approfittando ancora del Black Friday. Ma sì, qualcosina sì, abbiamo acquistato. Abbiamo approfittato per comprare qualcosina.
Qualcosa per voi oppure magari vi portate avanti? Qualcosa da portare alla fidanzata di mio figlio e a mio figlio che vado a trovarlo fuori Catania. In Vietnam si respira già l'atmosfera natalizia e tanti anticipano la ricerca dei regali per risparmiare. Shopping natalizio, sì, purtroppo sì. Sì, purtroppo sì, abbiamo speso tantissimo, non era in programma, però siamo contente così. Ma c'è ancora qualche sconto con il Black Friday? Sì. Quindi ne avete approfittato? Ah, voglia. Come regali di Natale. Però siccome già passeggiando avevamo visto i prezzi di prima, non sto vedendo tutta questa differenza. Tra i principali acquisti, i giocattoli da mettere sotto l'albero per fare felici i più piccoli. Shopping per chi? Non lo diciamo? No, non lo diciamo, meglio di no. Ci portiamo avanti per il Natale? Sì, decisamente. Approfittiamo veramente degli ultimi giorni del Black Friday. Non solo shopping, tanti scelgono di fare una passeggiata fino a Piazza dell'Università, dove sono stati allestiti i mercatini di Natale, godendo di qualche ora di sole dopo la pioggia e il vento di questi giorni. Io sono di Catania, però vivo a Ravenna, quindi mi sto godendo la città. Adesso volevamo passare ai mercatini in Piazza Università, daremo un'occhiata, vediamo. Passeggiata con la famiglia, un fine settimana qui a Catania, non siamo di qua. Il vice capo della polizia Vittorio Rizzi a Siracusa per presentare il suo nuovo libro Investigare 5.0, un viaggio nel mondo delle indagini con il contributo di 48 autori, anche stranieri, che condividono con i lettori la loro esperienza sul campo. Francesco Aloi. 800 pagine che raccontano il mondo delle indagini. Investigare 5.0 è il nuovo libro del vicecapo della polizia Rizzi e della criminologa Giannini. È un viaggio che va dalla storia dell'umanità degli investigatori dall'impero romano ad oggi e ovviamente i riferimenti al passato sono solo riferimenti storici, poi ci si cala nel presente. Un manuale, una sorta di giving back, arricchito dal contributo di poliziotti anche stranieri. Tratto distintivo di questo libro è l'esperienza di chi lotta in prima linea contro il crimine. È una somma di saperi, è un'opera collettanea, 48 autori italiani e stranieri di tutte le forze di polizia. Oggi non si può pensare di essere possessori di un sapere unico. Il mondo delle indagini è analizzato a 360 gradi, dall'investigatore al biologo, dal sociologo allo psicologo. Sono tante le figure che collaborano per risolvere un caso. Gli attori di un'investigazione sono l'intero mondo delle scienze, dalle scienze sociali alle scienze forensi, e quindi in questo libro cerchiamo di dare un contributo che non è esaustivo dei tanti attori che io personalmente ho incontrato. La scienza vista come fulcro di una nuova conoscenza che deve partire e tornare all'uomo. In queste pagine tecnologia e vittimologia diventano due facce della stessa medaglia. Il questore di Palermo ha disposto un provvedimento di Daspo per un calciatore dilettante responsabile dell'aggressione nei confronti dell'arbitro che lo aveva espulso durante l'incontro di calcio di seconda categoria del 19 novembre in un campo sportivo di Palermo. Il Daspo è stato emesso per 3 anni. Una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, Palermo in campo alle 16:15 a Liberati contro la Ternana. Corini perde anche Insigne, in avanti Tridente con Di Mariano, Brunori e Valente. Marco Gullà. La Ternana è ultima in classifica ma ha voglia di rivalsa e seppur nelle ultime 5 partite abbia conquistato solo 2 punti, darà certamente filo da torcere al Palermo, che però deve rialzarsi dopo il tonfo casalingo con il Cittadella di 2 settimane fa. Qualche assenza di troppo tra i rosanero, Eugenio Conin deve fare a meno dei soliti Di Francesco, Vasic e Ceccaroni, mentre non sono stati convocati Insigne e Soleri per problemi fisici. Il tecnico dovrebbe insistere sul 4-3-3 senza troppi stravolgimenti rispetto alle scorse partite. L'equilibrio che dobbiamo avere, la voglia di andare oltre, e questo si prepara sotto tanti punti di vista e l'abbiamo fatto lavorando su tantissimi aspetti e dando valore a tante cose, e questo mi aspetto di vederlo in campo a Terni. Rosanero che dovrebbero scendere in campo così, con Piacelli tra i pali, difesa con Matteo, Lucioni, Marconi e Lund, in zona mediana Koulibaly, Gomez e Segre, Valente, Brunori e Di Mariano in avanti. 1000 tifosi rosanero sugli spalti del settore ospiti dei Liberati, fischio d'inizio alle 16:15.
Il Catania di scena oggi pomeriggio a Giugliano vuole dare continuità di risultati dopo il successo con la Turris, avversario ostico, ma per risalire la china la squadra di Lucarelli ha bisogno della svolta. Marco Carli. Per coltivare il sogno, come vuole Lucarelli, serve la continuità, cioè che il Catania faccia quello in cui non è mai riuscito in questo campionato, costruire una serie utile. Dunque un passo alla volta per poi magari ritrovarsi in altre posizioni di classifica, perché quello che dice la graduatoria adesso è altro e se questo gruppo vuole arrivare al primo step di fine girone d'andata con speranze e ambizioni per il futuro, deve per forza cambiare marcia. Quello che tanti indicatori rivelano sia stato fatto con l'arrivo del nuovo tecnico è un segnale, continuava a ripetere Lucarelli ai suoi a centrocampo dopo la vittoria con la Turris. Ecco, i segnali devono ripetersi per arrivare a gennaio, quando la squadra potrà essere anche rinforzata, magari con altre prospettive. Oggi la prospettiva si chiama Giugliano e non è certo da prendere sotto gamba. La squadra di Bertotto proviene da un filotto di 4 risultati utili consecutivi, fra cui le ultime 2 gemme, pareggio a Benevento e vittoria ad Avellino. Da un lato può essere un bene perché i campani giocheranno più liberi e magari concederanno qualche spazio. Il Catania ne deve approfittare e serve la nuova versione, non la squadra sfittica e senza idee di precedenti trasferte. Insomma, Lucarelli, lavorando sulla mente dei suoi, pretende anche un approccio diverso, visto già con la Turris. Il sistema di gioco sarà lo stesso, 4-2-3-1. 2 le novità rispetto alla Turris: Lorenzini al centro della difesa con Curado e Cassellini, che avrebbe vinto il ballottaggio a sinistra con Mazzotta. Calcio d'inizio alle 16:15, dalle 15:45 scatterà la diretta su Telecolor, il prepartita, i commenti nel corso del match, l'interazione con i tifosi e il consueto ampio post-gara con le dichiarazioni dei giocatori e del tecnico del Catania. Quinta sconfitta consecutiva per il Messina, superato ieri al Franco Scoglio dalla capolista Juve Stabia. Ancora una prestazione deludente degli uomini di Modica, sempre più in crisi di gioco e di risultati. Sergio Colosi. Messina in caduta libera anche contro la Juve Stabia capolista, ma senza 4 titolari equamente distribuiti tra difesa e attacco. La solita palla inattiva con gol decisivo di Bellic al quarto centro stagionale su punizione di Buglio condanna i giallorossi alla quinta sconfitta consecutiva. Generosa ma disordinata la reazione di una squadra che non segna da 5 turni e meno che mai ci sarebbe riuscita contro la difesa più forte del campionato. I tentativi di Zunno e Ortisi neutralizzati da Thiam, portiere più efficace che spettacolare nella prestazione del Franco Scoglio. Il raddoppio fallito da Piscopo e le espulsioni prima di Franco per doppio giallo e di Erradi per gioco violento su Plescia hanno completato una partita modesta, condizionata da pioggia e vento, ma soprattutto dai limiti tecnici del Messina e dalle assenze giallo-blu. La crisi ha responsabilità ben definite, la principale del presidente Pietro Sciotto, che ancora una volta ha sbagliato tutte le mosse, partendo dai soliti investimenti ridotti e scegliendo strategie e uomini inadeguati, come il DS Domenico Roma e l'allenatore Giacomo Modica, inesperto il primo in cerca di rilancio il secondo. Correttivi affidati al mercato di gennaio, ma il Messina ogni anno continua a sfidare un destino che questa volta potrebbe girargli le spalle. Io mi fermo qui, la prossima edizione alle 19. Grazie per l'ascolto e buona domenica.